Buonasera a tutti e ben ritrovati su Telenutria, il telegiornale rincoglionito. Vi ricordiamo subito che dopo il TG andrà in onda il film vietato ai minori di 19 anni, Ali Baba e i 40 guardoni. Ma ora non perdiamo tempo e diamo subito la linea alla regia per le notizie flash di oggi. Chi cambia canale è un macaco. Rosa, queste due ragazze stavano giocherellando su una grossa motta di terra, ma avevano bevuto come ludre e una delle due è scivolata come una ebete. La ragazza è stata ritrovata dopo 2 ore di scavi e 4 di bestemmie. Bolzano Vicentino. Questo cameriere stava portando al tavolo le birre, ma dopo aver rabbalzato le prime è scivolato e ha spaccato anche le seconde, oltre alla testa sul pavimento. Bravo Bauco! Oggi giornata di scivolamenti. Questa donna di Camponogara è slittata giù per le scale e suo marito, per aiutarla, è scivolato anche lui. Entrambi si sono rotti il culo. San Damiano. La banda del paese si stava esibendo in teatro quando il ragazzo indicato dalla freccia, preso dall'emozione, ha dato una pacca così forte alla gran cassa che gli è scappato via il battente, che ha colpito la voce principale. La cantante ha lasciato subito il teatro bestemmando in falsetto. Piazzola sul Brenta. Questo ragazzo si stava divertendo con la pistola a giocattolo quando inspiegabilmente si è dato una pistolata nelle balotte. Il giovane ha pianto per mezz'ora e subito dopo ha imparato a porchesare come il nonno quando gioca a briscola. Ogliano. Il DJ della serata era esaltato come un cavretto, ma saltando è sbrisciato sulla console facendo cascare tutto in terra. La figura di cacca è stata clamorosa, tanto che si è sconto sotto alla tola per evitare spuacci sul muso dai presenti. Due ville. Questo giocatore era un vero rompipalle e infatti ha frantumato le balotte dell'ex amico. Rocca Pietore. Voleva fare la ballerina di lap dance ma ha desfatto un lampione. Il sindaco si è incassato notevolmente. Ronca Nuova. Voleva fare un'acrobazia con il suo monopattino, ma ha ciapato una gran papina sui denti. In serata ha venduto il monopattino e si è comprato una PlayStation usata. Treviso. Stava attraversando la cabina della metro con il suo skateboard, ma ha preso una gran craniata sul vetro. La ragazza è rimasta seriamente deficiente. Sottomarina. Voleva fare un tuffo spettacolare, ma non aveva calcolato la bassa marea. Ha preso una botta così forte che ora è incassato nero.